La pioggia non ha fermato l'allenamento dell'Acragas in vista della partita di sabato con la Fidelis Andria. E a proposito di questa partita, inutile parlare di pronostici, visto che i biancoazzurri ormai non riescono a fare punti pesanti per poter tirare un sospiro di sollievo. Inutile allora lanciarsi in pronostici e parlare di partita che bisogna vincere a tutti i costi. Naturalmente ben venga un risultato positivo, così come auspicano i tifosi ormai da diverse settimane. L'esilio a Siracusa purtroppo, come è noto, ha spezzato i sogni di vedere una squadra nel posto che merita anziché in fondo alla classifica. Giocare senza il proprio pubblico sta danneggiando enormemente la società biancoazzurra. A questo punto non ha torto chi sostiene che far giocare l'Acragas a Siracusa in pieno giorno è quasi un sopruso, visto che il motivo è la mancanza dell'illuminazione dello stadio agrigentino. E a proposito di società, nulla di nuovo si registra riguardo l'ingresso dei nuovi soci. Anche questa del cambio di patron dell'Acragas sta diventando una triste telenovela che si consuma sulla pelle di chi ama la squadra e farebbe di tutto per salvarla. Intanto ieri si è visto in allenamento anche il neoarrivato Giuseppe Campino. L'attaccante, che ha giocato anche nel Cosenza, non è però ufficialmente un giocatore dell'Acragas. Lo potrà diventare solo quando verrà chiarito il futuro biancoazzurro. Averlo disponibile comunque è l'augurio di chi conosce il giovane raffadalese.